Buone notizie per il calcio dilettanti. La Lega Nazionale Dilettanti infatti dà il via libera allo svolgimento delle competizioni alla presenza del pubblico. Si potranno fare allenamenti di gruppo, tornei e competizioni dilettantistiche anche in presenza di persone. Lo ha stabilito il nuovo DPCM, confermando l'intuizione della Lega Nazionale Dilettanti di far regolare le attività basandole sull'applicazione delle ordinanze regionali. In questo modo possono esultare le società della Lega Nazionale Dilettanti che da tempo per il tramite dei suoi vertici nazionali e periferici avevano lamentato la mancanza di provvedimenti in grado di garantire la completa ripresa delle attività, al pari di quella amatoriale già regolamentata dalle norme regionali. Il decreto stabilisce che sarà consentita la partecipazione del pubblico per un massimo di 1.000 spettatori all'aperto e di 200 al chiuso. Per gli eventi a carattere territoriale, confermate però le misure in ordine a distanziamento, mascherine, corretta reazione dei locali al chiuso e obbligo di misurazione della temperatura. Per gli eventi di carattere nazionale resta per il momento l'obbligo delle porte chiuse. Si tratta di un passaggio fondamentale verso il ritorno alla normalità, ha commentato con soddisfazione il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia. Sono state confermate le nostre intuizioni, sostenute dal nostro coordinamento sanitario, basate proprio sulla necessità di far regolare le attività del calcio dilettantistico dalle ordinanze regionali. Ora siamo veramente pronti per ricominciare.